le battaglie. Allora, appunto stavamo dicendo, grandi battaglie, grandi lotte per conquistare dei diritti partendo da diritti che non c'erano, quindi la grandissima rivoluzione classica degli anni 60-68, no, praticamente, sì. Per arrivare adesso, intanto vediamo un po' le locandine che sono interessanti perché poi ci riporteranno anche gli eventi, per arrivare a che cosa adesso? Che c'è un ritorno indietro? Allora, diciamo che le grandi riforme, no, della nostra società, del nostro paese, sono avvenute negli anni 70, queste sono davvero state conquiste epocali sia nel mondo, sia nella società che nel mondo del lavoro, statuto dei lavoratori, ma la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, il nuovo diritto di famiglia, la riforma sanitaria, che anche quella insomma è una cosa importante, i consultori familiari, e insomma è stata una stagione così ricca e così piena di lotte, di battaglie, delle parti sociali che erano davvero che compartecipavano a queste riforme. Io mi ricordo in quegli anni, perché ero una ragazza di quegli anni, quando ho cominciato proprio a lavorare in una sperimentazione delle nuove ULSS, diciamo, no? Che c'erano i lavoratori in fabbrica che facevano queste battaglie per la sicurezza, per esempio, no? Per la salute in fabbrica, e c'erano questi nuovi dipartimenti di salute, dipartimenti di prevenzione che lavoravano a stretto contatto con gli operai. C'erano i comitati di partecipazione fatti da rappresentanti un po' di tutta la società civile, diciamo, che si sedevano a un tavolo per far partire i consultori familiari, per attivare quei servizi sul territorio che poi hanno fatto parte della grande riforma sanitaria, no? E del welfare, diciamo, nel nostro paese. Ecco, questa battaglia, questo impegno fortissimo negli anni '80 si è un po' attenuato, abbiamo come dire lasciato un po' correre, perdere, e ci sono stati degli attacchi alla riforma sanitaria già negli anni '80 e poi anni '90, e anche a tutto il sistema dei servizi territoriali di sostegno a lavoratori, alle donne e quant'altro. Però tutto sommato è sempre, attenzione, c'è un messaggio, per non parlare delle lotte per il divorzio e l'aborto. Le donne hanno conquistato moltissimo in soli 50 anni, ma c'è ancora molto da fare. Sì, perché poi comunque le forze conservatrici, le forze reazionarie, no? Che non avevano certo digerito quelle grandi riforme di civiltà, no? E di diritti, non si sono fermate, hanno cominciato, hanno continuato ad attaccare. E se non stiamo attenti, se non stavamo attenti anche nell'ultima decina d'anni, veramente abbiamo rischiato di perdere la riforma, la legge sull'aborto, perché là c'è un attacco proprio molto molto forte. Ma anche di rimettere in discussione un po' tutto quanto, no? Allora, queste grandi manifestazioni che siamo riusciti a fare nel 2011, no? Scusate, prima della pandemia, l'anno prima del 2019 a Verona, insomma, proprio in occasione dell'8 marzo, in concomitanza dell'8 marzo, abbiamo fatto una manifestazione oceanica in cui oltre a noi c'erano tantissime ragazze e tantissimi ragazzi. Perché comunque in Veneto resta valido per molte persone che a casa, che staga a casa e che faccia il lavoro di cura in pratica, cioè la donna. Ancora adesso? Ancora adesso, sì. Nelle giovani generazioni questo un po' meno, noi vediamo anche che ci sono, come dicevi tu, un po' di compartecipazione, cioè il fatto che in coppia ci si dice che lavoro fai, che tra l'altro i giovani hanno solo lavori precari, quindi è chiaro che devi relazionarti col compagno o la compagna per capire tu quando puoi, quando possiamo stare insieme, quando possiamo curare i figli insieme, oppure chi se ne fa carico, cioè hanno una molteplicità di input da sistemare
più elevata, diciamo, rispetto a noi, perché vivono nella precarietà più totale. E quindi è necessario che due si parlino e si possa portare avanti, diciamo, una famiglia. Però rispetto a questo, che staga a casa e che a tasa ha meno valore. Ma se noi guardiamo, adesso io racconto una cosa che... Però questa frase qua però è aberrante, cioè, non so, nelle campagne più dure, proprio, negli isolamenti più totali. Dunque, ho assistito ad una commissione con i componenti consiglieri della Regione Veneto, dove si ragionava sulla legge della parità salariale. Che è passata. Scusi, che è passata. Sì, che è passata, sì, indubbiamente è passata, per arrivare a quello però in commissione, dove siamo stati auditi come sindacato e che sono state prese in considerazione tutte le valutazioni che avevamo fatto noi, i commenti di alcune parti politiche maschili era veramente... Cioè, io mi sono chiesta se loro sapevano in che condizioni vivono le donne nel Veneto, perché negavano il fatto che ci fosse una differenza salariale, negavano il fatto che le donne devono prendersi cura, devono lavorare e anche avere il lavoro di cura, negavano, ma no, le donne in Veneto stanno benissimo. Poi è passata la legge e va benissimo così, però vi posso garantire... Però io ho avuto modo di confrontarmi anche con persone donne nell'ambito del pubblico, che hanno solo a che fare col pubblico, che oppure con aziende strutturate, con i contratti collettivi di lavoro dove il sindacato è presente, che questa cosa, quando è uscita questa notizia, io sono in un contesto, diciamo così, ricreativo, commentavano non ne vedo, non la capisco. Non ne vedo la necessità. Per cui... È così, se tu non la vivi la cosa, donne, detto da donne che lavorano in situazioni dove sono tranquille, il classico pubblico impiego, e ce ne sono tantissime perché molte donne lavorano in pubblico, oppure aziende strutturate. Questo l'ho sentito anch'io tranquillamente, lo vive solo chi sta nel privato e si confronta ma perché allora, i contratti nazionali di lavoro non vedono disparità salariale, perché non c'è una questione, cioè l'uomo è pagato più della donna, no, cioè, il contratto è uguale per tutti, ma è come lavoro io, cioè è per il fatto che siccome sono una madre, siccome devo anche accudire a casa, io non faccio un lavoro straordinario, l'80% dei part-time in Veneto sono donne, l'86% dei posti a tempo part-time sono delle donne per le aziende superiori ai 100.000 dipendenti, perché questo è il report regionale. Non oso immaginare, cioè io lo so, me lo immagino, tutte quelle delle aziende che hanno 2-3 dipendenti, che hanno 40 dipendenti, qua si parla di aziende sopra i 100 dipendenti, ma sotto la maggioranza delle donne ha un part-time, perché 30 ore settimanali invece di 40 posso dedicare il resto della mia giornata alla famiglia, ai figli. La parità salariale è più facile nel pubblico, andate a vedere nel privato cosa succede. Più volte in riunioni di lavoro ti rendi conto di come ti considerano più superficialmente, a volte con battute, cose che tra maschi non fanno. Certamente. Lo dicono, cioè l'SMS è chiaro, va in questa direzione chiaramente. Ecco. Entriamo subito con il supporto. Posso aggiungere, certo che che i contratti sono uguali, che ci sono queste diversità di organizzazione del lavoro, no? Che non è a favore delle donne, ma c'è poi una questione culturale, lo dicevamo prima. Ancora io vorrei vedere le slide a supporto, perché vediamo il divario di qua stiamo parlando del divario di genere, quindi vediamo un po', ci sono alcune slide che fanno praticamente nelle famiglie bene. Eccolo qua, andiamo sull'altra slide, eccole qua. Diciamo che nelle famiglie ancora le donne non sono le capofamiglie, insomma, il lavoro principale, il lavoro più tutelato è il lavoro del maschio, perché gli dà ruolo sociale, mentre invece il lavoro deve dare dignità sia all'uomo che alla donna a livello di società, non solo a un genere, perché ripeto, e lo ripeto, e forse anche qua dobbiamo cominciare a rendercene conto fino in fondo, le donne sono di più, studiano di più e hanno i voti migliori.
Sì, per cui a questo punto rivendichiamo il fatto che le nostre competenze siano messe in risalto nei posti di lavoro. Mentre c'è uno studio in Italia equiparato a uno europeo dove in una famiglia, come diceva giustamente Rosanna, il capofamiglia è il reddito principale, il reddito della donna è considerato reddito aggiuntivo. Capite? Non è un reddito alla pari, ma è aggiuntivo rispetto a che cosa? Al fatto che il reddito dell'uomo, come diceva lei, non è maggiore, ma è più valido rispetto al mio, anche se la donna dovesse avere uno stipendio più alto, capite, certo, che c'è... Infatti vedevamo differenti opportunità di carriera, c'era scritto appunto nella slide precedente, quindi anche possibilità di crescita. Solo il 20% in Italia delle donne è dirigente. E già quando è dirigente non percepisce lo stesso stipendio, gli stessi emolumenti di un uomo. Chiaro, quindi questa, più vediamo infatti il divario come, salariale che c'era prima una slide, scritto, era molto interessante, quella eccolo qua. Sì. Chi vuole commentarlo di voi due, questo divario salariale? No, da qua non riesco, ma mi ricordo, cioè, se voi vedete la parte verde sono i maschi e la parte rossa sono le donne, vedete che c'è un divario, necessariamente per quello che dicevo prima, cioè si parte... 10.000 euro è la media. Sì. Si parte dal fatto che ho un lavoro part-time, che non riesco a fare ore straordinarie e che a volte spesso e volentieri sono demansionata rispetto a quello che faccio e dovrei essere pagata, capite? Per avere meno problemi. Io ho seguito delle donne, delle ragazze, anzi meglio, delle mamme che erano responsabili o di un pezzo di supermercato, di un reparto oppure di un qualche negozio, che con l'arrivo del secondo figlio chiedevano il demansionamento per poter avere meno ore da lavorare, perché se io devo seguire un negozio e per seguirlo, cioè per essere responsabile di quel punto vendita, devo lavorare 55 ore alla settimana, mi resta ben poco da dedicare al resto. E qui entra, ti ricordi Rosanna, quello che diceva l'ingegnera durante l'incontro? Sì. Che ingegnera di una delle aziende dell'Enel, quindi che veramente per la sua capacità è arrivata dov'è, ma che le donne chiedevano spesso a lei: ma come hai fatto, come sei riuscita a... Sì, come concili il lavoro e la casa? Lei dice: io non devo conciliare, perché a casa c'è la divisione dei compiti, certo. non è tutto a carico mio. E quello che dicevi tu, Elena, nel senso che purtroppo ci sono ancora molte donne che pensano che a loro spetta il lavoro di cura. Ma questo è un fattore educazionale. Spetta, come dire, naturalmente, sì, no? Poi, un fattore educazionale, ci torniamo tra pochissimo, così vediamo anche il divario pensionistico. È un fattore anche culturale, riflettiamo su questo, educativo naturalmente, che poi tutto nasce dall'educazione ricevuta, dagli imprinti ricevuta nella famiglia. Punto di domanda, pubblicità.